Un progetto importante è quello che parte oggi nella casa di riposo di Montegalda con 2 appartamenti che passano in gestione dall'ATER direttamente alla casa di riposo e potranno poi essere rimessi a disposizione della cittadinanza con dei servizi aggiuntivi che proprio la casa di riposo può offrire, quindi pensiamo ai pasti, pensiamo al medico, pensiamo all'infermiere. L'obiettivo era quello di creare nuove forme di residenzialità per gli over 65 con disagio causato dalla progressiva diminuzione dell'autonomia e con scarse relazioni sociali. Il comune, l'Ater di Vicenza, la casa di riposo Orazio Lampertico, grazie ad un accordo di programma con la Regione Veneto, presentano il progetto Abitare Leggero. Una formula già attiva in altre città come Treviso e Bassano, nata per venire incontro alle esigenze di una popolazione anziana in continuo aumento. Gli utenti soli, senza più reti familiari su cui contare, saranno ospitati in abitazioni più compatte, meglio gestibili e dotate di strumentazioni domotiche utili in caso di emergenza e di controlli di routine che permetteranno di sperimentare la telemedicina come il controllo dei battiti e della pressione. E quindi un abitare leggero per quelle persone che non si sentono più sicure a casa loro e vogliono un appartamento più stretto e in un contesto più protetto. Quindi dalle prossime settimane, dai prossimi mesi ci saranno queste 2 nuove unità abitative che saranno messe a disposizione della cittadinanza per tramite della casa di riposo.